Papa Francesco da domani in Bulgaria e Macedonia del Nord, un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace sulle orme di due papi santi, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Con l'approvazione del bilancio consuntivo si è sciolto il Consiglio Comunale di Rapallo, la maggioranza ha licenziato il documento contabile, quasi 12 milioni di euro l'avanzo di amministrazione. Firmata la Carta di Assisi, primo manifesto contro i muri mediatici per un giornalismo di pace. A Genova incontro su democrazia e informazione in occasione della giornata della libertà di stampa. Foto Mariuccia, una storia di una donna che ha precorso i tempi. Presentato a Chiavari il volume che parla di una dinastia di fotografi legati all'edizione del Levante del secolo XIX. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tigullio. Oggi apriamo parlando del viaggio di Papa Francesco in Bulgaria. Inizia domani infatti il 29esimo viaggio apostolico di Francesco che toccherà la Bulgaria e la Macedonia del Nord. Il Papa resterà in queste terre sino a martedì in un pellegrinaggio che si pone nel solco di due pontefici santi, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Nel videomessaggio indirizzato alla popolazione bulgara il Santo Padre chiede la preghiera dei fedeli e invita all'unità e alla pace. L'Europa, dice, deve tornare a respirare a due polmoni. Sentiamo. Cari sorelle e fratelli di Bulgaria, con l'aiuto di Dio, tra pochi giorni sarò tra voi. Un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace sulle orme di San Giovanni Paolo II e nella memoria di San Giovanni XXIII, i due papi che Francesco ha canonizzato insieme il 27 aprile 2014 alla presenza del Papa emerito Benedetto XVI. Così Papa Francesco parla della prima tappa del suo 29esimo viaggio apostolico, quello in Bulgaria, in un videomessaggio al popolo del paese europeo che incontrerà dal 5 al 7 maggio. Venire in Bulgaria sarà per me e per i miei collaboratori un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace. Ricordando San Giovanni Paolo II, Francesco evoca una delle frasi ricorrenti del Papa Santo: l'Europa deve riprendere a respirare con i suoi due polmoni. Sulle sue orme avrò la gioia di incontrare Sua Santità, il Patriarca e il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Bulgara. Insieme manifesteremo la volontà di seguire il Signore Gesù nel cammino della comunione fraterna tra tutti i cristiani. Quindi Francesco ricorda Monsignor Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, che nel 1925 da visitatore apostolico e dal 1931 al 1934 come primo delegato apostolico contribuì alla riorganizzazione della Chiesa bulgara. Per questo ho scelto come motto del viaggio il titolo della sua storica enciclica Pacem in Terris, Mirna Semiliata. Il Papa si congeda dai bulgari chiedendo di essere accompagnati dalla loro preghiera e pregando Dio di concedere pace e prosperità alla Bulgaria. Vi chiedo per favore di accompagnarmi con la vostra preghiera. Grazie. Dio conceda pace e prosperità alla Bulgaria. Telepace seguirà in diretta i diversi momenti della visita del Papa in Bulgaria e Macedonia del Nord. Domani alle 9 ci collegheremo con l'aeroporto internazionale di Sofia per l'accoglienza e la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Presidenziale. Alle 10:30 l'incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico. Alle 11:15 nella cattedrale di Nevski la preghiera davanti al trono dei santi Cirillo e Metodio e la recita del Regina a Cieli. Alle 15:20 in piazza Kniaz, la Santa Messa presieduta dal Santo Padre. Ora veniamo ai temi locali con la politica amministrativa ed è stato approvato il bilancio consuntivo 2018, l'ultimo atto amministrativo dell'attuale Consiglio Comunale di Rapallo sciolto in attesa delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Nel corso della 70ª seduta del ciclo amministrativo 2014-2019 la maggioranza al completo con 12 voti ha dato il via libera al documento
conto contabile che ha chiuso in pareggio a 49.900.000 euro. 2 voti contrari, quello dei consiglieri Tassara e De Matteis, unici componenti dell'opposizione che hanno partecipato alla seduta consigliare di ieri sera. L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 si attesta invece a 11.998.130 euro. Di questo solo 2 milioni potranno essere già spesi nel corso del prossimo ciclo amministrativo. 5.300.000 euro sono accantonamenti e 4.675.000 euro sono fondi vincolati per legge. La seduta si è conclusa alle 23:30, l'assemblea si è sciolta con tanto di brindisi finale. Seconda tappa per il servizio di trasporto passeggeri nell'ambito della convenzione tra stazioni marittime e ATP Esercizio. L'accordo prevede che l'azienda di Carasco svolga un'attività di trasporto dei crocieristi all'interno dell'area portuale, percorrendo in particolare il tratto tra Ponte dei Mille e Ponte Doria. L'altro giorno il servizio ha riguardato circa 5.000 crocieristi. Parliamo ora di informazione. È stata firmata a Roma la Carta di Assisi, il primo manifesto internazionale contro i muri mediatici. Non è una carta dei giornalisti né una carta deontologica, ma una dichiarazione di fratellanza universale contro il muro dell'odio che chiama in causa tutti gli operatori di pace. Così il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Tra le realtà che vi hanno aderito anche la rivista Civiltà Cattolica, il cui redattore, padre Francesco Occhetta, ha partecipato ad un incontro che si è svolto a Genova. Sentiamo. Scrivere degli altri quello che si vorrebbe scritto di se stessi, non temere di dare una rettifica, dare voce ai più deboli difendendone la dignità e ancora imparare il bene di dare i numeri e i dati giusti, usare le parole per costruire ponti e non muri, proteggere la verità dei fatti, non essere autoreferenziali, usare bene il web, mettere in contatto le persone e dare corpo e sostanza a tutte le notizie. Sono i punti che danno forma e sostanza alla Carta di Assisi, firmata a Roma nella sede della Federazione della Stampa, per spronare una comunicazione attenta alla costruzione di ponti e di pace. Il Decalogo, unico nel suo genere, vuole rappresentare una guida per il giornalismo e il mondo dell'informazione affinché non ci siano più muri mediatici e parole usate come pietre. E di informazione corretta, sempre in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, si è parlato a Genova nel corso dell'incontro con padre Francesco Occhetta, redattore di Civiltà Cattolica che si occupa di questioni sociali e di diritto. La libertà di stampa ha la funzione di costruire e ricostruire nella storia un ethos condiviso, che significa incontrare la diversità nello spazio comune e renderla pacifica. Questo è fondamentale per noi. Anche Papa Francesco, in un messaggio pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ha ribadito la necessità di un giornalismo libero al servizio del vero, del bene, del giusto, un giornalismo che aiuti a costruire la cultura dell'incontro. E uno dei temi toccati nel corso dell'incontro genovese è stato proprio la questione delle false notizie e della disinformazione, molto spesso veicolata attraverso i canali social e internet. Ho detto che l'80% delle notizie che si vedono non vengono riconosciute false, per cui la gente non sa distinguere, e questo è attraverso l'educazione, attraverso un'educazione a distinguere la notizia da quella vera da quella falsa e soprattutto alle fonti a cui uno si ispira. E nella rete molto dipende anche dalla fiducia con cui uno interloquisce e si connette. Nel contesto delle iniziative per celebrare i 60 anni dell'edizione del Levante del secolo XIX si inserisce anche la pubblicazione Foto Mariuccia, immagini delle cronache dal Levante di Maria Darlini 1962-1971. Il volume, realizzato da Giorgio Getto Viarengo, ripercorre la storia della capostipite di una dinastia di fotografi e anche di un territorio. La storia, raccontata per immagini, parla del passato, ma è il sapore dell'attualità proiettata al futuro. Maria Darlini, in arte Foto Mariuccia, è stata una donna che ha precorso i tempi. Fotoreporter per l'edizione del Levante del secolo XIX, 60 anni fa, nel momento della nascita della redazione chiavarese. Attraverso i suoi scatti ha raccontato 10 anni di storia del territorio, in uno snodo cruciale tra il dopoguerra e l'inizio degli anni 60. Alcuni degli scatti più significativi sono stati raccontati
raccolti da Giorgio Getto Viarengo in un volume. Riguardare quelle foto ci permette di fare un viaggio cronologico in un pezzo, in un momento della storia di Chiavari dove il dopoguerra è finito e inizia la Chiavari della modernità dei nostri giorni, tra luci e ombre, nel senso che tante cose non sono state fatte bene, altre invece sono state fatte benissimo e danno a Chiavari questa vivibilità e questa straordinaria lucentezza a questa città. Per la redazione del secolo XIX parlare di Foto Mariuccia è parlare di una persona di famiglia. I figli di Maria, Giorgio e Mario Sanguinetti, e oggi i nipoti Luca e Mauro hanno proseguito la tradizione di famiglia, continuando a collaborare con il giornale che proprio quest'anno festeggia 60 anni di attività sul territorio. È un giornale che appunto ha aperto la sua prima redazione qui a Chiavari nel 59, ha creduto che fosse giusto aprirla nonostante non fosse questo un capoluogo di provincia, perché le altre redazioni sono state aperte solo in capoluoghi di provincia. E però questo è stato significativo perché allora gli editori avevano visto lungo, avevano capito che questo territorio per le sue caratteristiche, le sue specificità era un territorio a sé stante rispetto alla Grande Genova e aveva bisogno di essere raccontato adeguatamente, quindi ci fa piacere 60 anni dopo essere gli eredi di questa intuizione ed essere ancora qui a raccontare la storia del nostro territorio. Rimaniamo in ambito di cronaca, l'attualità che ci parla di un fine settimana che sarà all'insegna del tempo perturbato. Per avere tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta telefonica con Federico Grasso, portavoce dell'ARPAL. Buongiorno Federico. Buongiorno Cristina, a te e a tutti i telespettatori di Teleradio Pace. Questo primo fine settimana di maggio è stato annunciato come un fine settimana all'insegna delle temperature in calo, addirittura si paventava l'ipotesi di nevicate anche a basse quote. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Esattamente, sarà un fine settimana perturbato di stampo tipicamente invernale. Siamo in primavera, nell'ambito della normale variabilità che è presente in questa stagione, può succedere anche di avere risvolti un po' più freddi, come è il caso appunto che stiamo per vivere. È in fase di elaborazione di emanazione un'allerta gialla che dovrebbe cominciare appunto questa sera e arrivare fino alla parte centrale di domani per piogge, ma soprattutto temporali diffusi. Temporali che già questa notte hanno fatto la loro comparsa sull'estremo levante ligure e torneranno sulla nostra regione nel corso del pomeriggio, intensificandosi appunto dalla serata odierna. In contemporanea questo arrivo di un impulso perturbato da nord contribuirà a far crollare le temperature. Abbiamo una possibile quota neve nei settori interni della regione e nelle parti più elevate del centro levante regionale, con una quota in discesa fino a 400-500 metri. Questa perturbazione appunto comporterà grandinate in occasione dei fenomeni più intensi, precipitazioni sotto forma di pioggia altrove e sarà accompagnata da una ventilazione molto forte con raffiche addirittura fino a 120-140 km all'ora. Il mare sarà localmente agitato ai due estremi della Liguria. Quindi in particolare appunto la notte tra oggi e domani e la prima parte della giornata di domani saranno due momenti caratterizzati da questo impulso perturbato di stampo tipicamente invernale. Ecco, quindi dicevamo verrà diramata a breve questo allerta gialla che sarà caratterizzato per tutta la regione o per alcune zone in particolare? Sì, diciamo che l'allerta dovrebbe essere su tutta la regione, è in fase di definizione proprio in questo momento con i miei colleghi ed è per questo che non abbiamo ancora gli orari precisi, perché le valutazioni questa mattina sono state molto lunghe, poi c'è stato il confronto anche con i previsori delle regioni limitrofe e con i previsori del centro funzionale nazionale. Sarà appunto su tutto il territorio regionale, ma i fenomeni più importanti potranno essere questi temporali, accompagnati anche da grandinate e da una quota neve che sul centro levante, in particolare nell'interno, potrà abbassarsi fino a 400-500 metri, vento molto intenso con raffica 120-140 km all'ora e mare agitato in particolare ai due estremi della regione, quindi ponente e levante. Per quanto riguarda lunedì invece ci sarà una ripresa o dovremo aspettarci ancora una prosecuzione di questa perturbazione?
No, diciamo che già dalla seconda parte della giornata di domani il tempo dovrebbe andare migliorando e poi lentamente accompagnarsi nuovamente le temperature, risalire verso valori più tipici di questo periodo dell'anno, e anche l'inizio della prossima settimana non dovrebbe essere così perturbato come le ore che ci apprestiamo a vivere. Comunque il consiglio è sempre il solito, quello di seguire gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it oppure sul sito dell'allertaliguria.gov.it o sulla pagina Facebook di Arpal. Grazie a Federico Grasso, nel frattempo buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, risentirci. E nel frattempo sul sito che ci veniva indicato proprio dal portavoce dell'ARPAL è apparsa la cartina della Liguria contrassegnata, come abbiamo anticipato nell'intervista, dal colore giallo, giallo per temporali, vento forte, ma anche questa caduta nelle temperature, la possibilità di precipitazioni nevose anche a quote basse. Andiamo a vedere per quanto riguarda la zona C, quella del Levante, l'allerta gialla che inizierà alle 21 di questa sera e proseguirà sino alle 15 di domani, quindi già dalla serata di quest'oggi i primi fenomeni precipitativi che andranno poi via via intensificandosi nel corso della nottata, ma come sentivamo proprio anche dal portavoce dell'ARPAL, già dal primo pomeriggio di domani dovremo assistere ad un progressivo miglioramento della situazione meteorologica per quanto riguarda le precipitazioni. Per quanto riguarda anche la zona dell'entroterra, della Val d'Aveto, analogo provvedimento, allerta gialla a partire dalle 21 di questa sera e sino alle 15 di domani, quindi la zona è quella che riguarda il nostro entroterra più vicino. Ora parliamo di una mostra il cui titolo è Un filo tra cielo e terra. Si tratta di una mostra di vesti liturgiche allestite in questi giorni nel Palazzo dell'Episcopio di Sarzana alla Spezia. L'esposizione di casole ricamate in oro e capi più moderni creati con particolari tessuti realizzati con telaio a mano. Il visitatore viene condotto in un percorso di conoscenza della tunica romana che i sacerdoti indossavano già a quell'epoca per poi scoprire le origini delle vesti attuali. L'occasione è per visitare anche il Palazzo del Vescovado, un edificio risalente alla metà del 400 nel centro storico di Sarzana. Dagli anni 30 non è più sede episcopale, da quando la stessa è stata trasferita alla Spezia, ma custodisce ugualmente preziosità storiche ed artistiche. La mostra è allestita sino al 7 di maggio e sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. L'ingresso è libero. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire in primo piano, affogano speranze, gommone naufraga al largo della Turchia, 4 mamme e 5 bambini morte, sentenza sui richiedenti asilo, sì alla residenza, no alla protezione umanitaria. La fotonotizia a 100 pagine, il Pakistan si muove per le spose bambine elevate a 18 anni il limite minimo di età. E per la politica interna, tregua armata, Movimento 5 Stelle Lega, sfida su autonomia e fisco, Siri ora non lascia, Di Maio caso chiuso. Andiamo all'interno di Avvenire con i volti e le storie della guerra per creare legami tra la persona. A un italiano il premio Pulitzer 2019 per gli scatti sul conflitto e la crisi umanitaria in Yemen. Il fotoreporter Lorenzo Tugnoli, le mie foto sono domande, non è detto che diano risposte, non serve provocare shock, meglio raccontare. Sempre da Avvenire il viaggio nel segno della pace, da domani Francesco in visita in Bulgaria e nella Repubblica di Macedonia del Nord sulle orme di Giovanni XXIII e Madre Teresa. Secolo XIX in primo piano i reportage, viaggio nello Yemen devastato dalla guerra e a Caracas con Guaidó, genocidio in Venezuela, il colpevole è Maduro. E poi ancora la politica interna, Conte avverte la Lega pronto anche a lasciare se Siri non si dimette. Liguria, record, 30 bandiere blu festeggiano 5 comuni del Levante, turismo, albergatori, conto Airbnb. Dalle pagine del Levante la navetta per l'aeroporto raddoppia, il collegamento sarà da tutta la riviera, il presidente Oddone Rapallo, Colombo sempre più competitivo. E poi sempre dal secolo XIX, ore decisive, in arrivo i risultati dello stab nei laboratori della polizia a Roma per il delitto di Chiavari, l'omicidio di Orazio Pino, sono in corso le analisi dell'impronta isolata sulla telecamera al quinto piano del Silos. Ancora da Sestri Levante le multe, molte le somme ancora da riscuotere, l'assessora Gianelli, la percentuale di incasso del 2014 è il 71% e ci inserisce addirittura tra le città più virtuose. E poi ancora Levante Sport, la sfida Entella Carrarese, Serie B o playoff, la stagione infinita in un pomeriggio.
Vediamo alcuni aggiornamenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Bimbi in bici, la manifestazione organizzata per la giornata di domani, biciclettata organizzata da FIAB Tigullio, Vivi in Bici, Chiavari e Lavagna, è stata rinviata a domenica 19 maggio. Questa mattina, poco prima delle 7, si è verificato un incidente stradale a Ferrada di Moconesi, 2 le auto che sarebbero rimaste coinvolte, in una viaggiava una famiglia di 5 persone, mentre nell'altra si trovava a bordo solo il conducente. 3 i feriti soccorsi dall'automedica 118 di Lavagna e trasportati al pronto soccorso lavagnese. Ancora cronaca anche dalla redazione, per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Difatti ancora cronaca perché è in corso proprio in questi minuti un intervento di soccorso a persona da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e dei medici del 118. Una turista straniera, mentre stava scendendo dal sentiero della Selva verso Sorlana, siamo alle spalle di Cavi Borgo a Lavagna, è caduta non riuscendo più e non riesce più a proseguire il cammino. A dare l'allarme una sua amica che ha continuato il sentiero per chiedere appunto l'intervento di soccorso. I mezzi e gli uomini devono ancora raggiungere la donna infortunata per capire come procedere, non si esclude anche il successivo intervento dell'elicottero. E invece per la cronaca 2 giovani del Levante sono stati arrestati dai carabinieri a Rapallo per spaccio in concorso nel corso della nottata, a conclusione di un servizio di contrasto ai reati di spaccio. I militari hanno fermato i 2 e li hanno sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Sono stati ritrovati in possesso di 12 grammi di eroina, 2 bilancini elettronici di precisione, 2 coltelli e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Per questo sono stati arrestati. È tutta te la linea. Bene, grazie. Parliamo ora di sport. Ultima di campionato per la Lega Pro. La Virtus Entella alle 16:30 scenderà in campo allo Stadio Comunale di Chiavari per affrontare la Carrarese. Ultimi 90 minuti decisivi per il campionato. Per i chiavaresi l'imperativo è vincere e sperare in un risultato favorevole dal campo di Siena, dove i padroni di casa incontreranno la capolista Piacenza. Sentiamo le dichiarazioni del mister Boscaglia alla vigilia del match. Mister, ci siamo, ultimi 90 minuti di questo campionato, al Comunale arriva la Carrarese, le chiedo che settimana è stata, come sta la squadra? La partita sarà una partita dura, difficile, ma lo sapevamo già, ma noi siamo pronti, è la partita della nostra vita, è la partita dell'anno e quindi si va in campo per vincere e basta. La settimana è stata una buona settimana, finalmente una settimana tipo. E quindi niente, ci prepariamo a questo incontro di domani e naturalmente poi vedremo quello che succederà. Ripeto, per noi è stata una settimana tra virgolette atipica perché è una settimana tipo. Dobbiamo, ripeto, cercare di arrivare in tutti i modi a 75 con la nostra forza e con l'apporto e il supporto del nostro pubblico, che so che sarà numeroso. Una stagione che è cominciata tardi a causa di un'ingiustizia, che poi ha avuto però un seguito molto importante con dei picchi davvero storici, la vittoria a Marassi, l'approdo all'Olimpico, le tante belle vittorie in campionato. Sì, oggi non è il momento di fare polemica, naturalmente è da ricordare il fatto che noi in 5 mesi e mezzo abbiamo fatto 39 partite. Questo è un dato di fatto, è un dato oggettivo, perché considerando il fatto che a gennaio per 15 giorni non abbiamo giocato, sono 5 mesi e mezzo dal 4 novembre al 4 maggio, sono 39 partite e in questi 5 mesi e mezzo abbiamo fatto delle cose straordinarie, a parte 72 punti e speriamo che siano 75 domani sera, abbiamo fatto delle cose straordinarie, la vittoria a Genova, l'approdo all'Olimpico e tutto il resto. Ripeto, abbiamo grandissima fiducia, grande fiducia in quello anche che succederà a Siena e naturalmente non dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a vincere la partita perché non vorremmo avere poi il rammarico. Restare uniti e poi lo ha detto subito nel post partita contro la Juventus Under 23, sarà importante questa volta giocare in 12 con la spinta del pubblico. Sarà una spinta incredibile quella dei tifosi, il classico 12° uomo in campo, non è retorica, non è che si dice così, ma la spinta del pubblico è determinante soprattutto in queste partite, quindi li aspettiamo numerosi perché la loro spinta sarà importantissima. Poi prenderemo tutto da sportivi e da professionisti.
Parliamo ora di vela, lo facciamo attraverso il nostro sito teleradiopace.com. Ambrogio Beccaria ha vinto la 28ª edizione di Velista dell'anno TAG Eur 2019. La cerimonia di consegna si è svolta ieri a Santa Margherita Ligure nell'ambito del Vela Festival. Titolo vinto in passato dai più grandi velisti italiani, Giovanni Soldini e Alessandro Di Benedetto. Il premio va quest'anno al giovane velista classe 1991 per i suoi successi ottenuti nel campionato francese in classe mini 6.5. Il Vela Festival non si ferma, oggi e domani a Santa Margherita Ligure sarà tempo di Vela Cup, la veleggiata regata più affollata del Tirreno, che quest'anno vedrà in acqua oltre 150 imbarcazioni per la prima manche, che saliranno a oltre 200 per la seconda prova di domenica. E ora parliamo della nostra programmazione. Domani, terza domenica di Pasqua, le telecamere di Telepace saranno ospitate nella chiesa di San Lorenzo di Cogorno, comunità guidata da Don Stefano Libini. La celebrazione si colloca all'inizio del mese mariano e in questa data la parrocchia di Cogorno festeggia la solennità di Nostra Signora delle Grazie. La Santa Messa delle 9:30 sarà presieduta dal vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini. I festeggiamenti proseguiranno poi nel pomeriggio alle 16:30 con la recita dei secondi vespri e la processione. Telepace proseguirà nel suo percorso di conoscenza attraverso le diverse realtà della nostra diocesi. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domani dunque la Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle 9:30 dalla chiesa di San Lorenzo di Cogorno su Telepace 2 al canale 85. E in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. Ricordiamo la prima messa in onda sul canale 85 di Telepace 2, perché come anticipato nel corso del telegiornale sul canale 15 Telepace 1 trasmetteremo i momenti della visita apostolica di Papa Francesco in Bulgaria. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.